Arzignano. Anche questa preziosa statuetta lignea, recuperata dai carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale, è stata restituita alla Repubblica Francese, insieme ad altre opere recuperate sul territorio nazionale dai carabinieri dell'arte della Regione Veneto. La statuetta, dell'altezza di 88 cm, era stata rubata nel dicembre del 2004 nella chiesa Saint-Pierre de Couan, nel dipartimento di Pas-de-Calais. Grazie allo scambio telematico di informazioni con l'Interpol è scattata la ricerca con l'avvio dell'operazione San Leonardo, che ha permesso ai carabinieri specializzati il recupero della preziosa opera d'arte nel Vicentino. È solo una delle principali operazioni svolte nel territorio regionale nel corso dell'ultimo anno di attività. I furti di beni di interesse artistico e culturale sono diminuiti complessivamente del 27%, passando dai 33 del 2020 ai 24 del 2021. L'attività repressiva del nucleo nel frattempo è più che raddoppiata, si è passati dalle 19 persone denunciate nel 2020 alle 45 denunciate nel 2021, in aumento dell'80% i controlli effettuati, che nell'ultimo anno sono stati 454.